Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il nuovo decreto antifrodi sul super bonus va nella direzione giusta per cittadini e imprese. A dirlo è l'associazione Consumatori Attivi, riammesse le 3 cessioni di credito che consentiranno di sbloccare il settore edilizio. Dettagli con Barbara Puschiasis. Il decreto antifrodi varato ieri dal governo va a riabilitare le cessioni successive alla prima nell'ambito dei bonus edilizi. Questa cosa avrà il pregio di rimettere in moto il comparto edilizio, permettendo che le cessioni successive alla prima possano essere effettuate tra soggetti vigilati e quindi appartenenti al sistema bancario. Il decreto va a prevedere anche importanti sanzioni e la pena della reclusione da 2 a 5 anni per i professionisti che dovessero effettuare false asseverazioni. Ulteriormente, per quanto riguarda i crediti d'imposta, verrà messo dal 1° di maggio un bollino, cioè un codice identificativo che permetterà a quel credito d'imposta che viene ceduto di poter essere tracciato nella filiera delle cessioni. Questo decreto va a risolvere quindi il problema del blocco delle cessioni dei crediti d'imposta, ma non va a risolvere il problema che migliaia di cittadini stanno affrontando a causa delle truffe nelle quali si sono trovati coinvolti loro malgrado sui bonus edilizi. Purtroppo questi soggetti si trovano oggi a vedere dei cantieri bloccati e a non poter essere riabilitati nell'utilizzo di quel determinato bonus. Quindi chiediamo che anche nell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate e con l'Enea si riesca a trovare una soluzione che permetta di far ripartire anche quei cantieri. E a proposito invece di rincari, per l'estate 2022 aumentano i prezzi giornalieri e stagionali di lettini, sdraio e ombrelloni del 2% rispetto all'anno scorso a Lignano Sabbiadoro, prezzi stabili invece a Grado. L'estate 2022 sarà più salata per alcune spiagge del Friuli Venezia Giulia. Arrivano infatti quei rincari che le famiglie stanno incontrando un po' ovunque, dal caffè ai servizi. Le scelte stanno ai singoli gestori. Qualcuno non alzerà le tariffe, diversi si orienteranno su un aumento intorno al 2%. Una situazione diversa dunque da stabilimento a stabilimento. A Lignano Sabbiadoro ci saranno ritocchi del 2% su ombrelloni e materiale spiaggia della Lignano Sabbiadoro Gestioni, come conferma il presidente Emanuele Rodeano, che nonostante il rincaro spiega le prenotazioni online rispetto al 2021 sono già al 50% in più, con turisti in particolare di Austria, Germania, paesi dell'est che si danno da fare per raccaparrarsi il posto migliore. A Grado invece c'è stata una riformulazione dei prezzi che rimangono prevalentemente stabili rispetto allo scorso anno. A dirlo Alessandro Lovato, amministratore unico della Grado Impianti Turistici. Solo le zone più richieste, come le prime file, dice, subiranno un piccolo aumento, mentre i rincari si vedranno principalmente su servizi specifici collegati alla spiaggia come ristorazione bar. Anche nell'Isola del Sole non mancano le prenotazioni, conferma Lovato, e l'estate del 2022 sembra essere quella della stabilizzazione dell'afflusso di turisti italiani e stranieri nelle nostre località balneari. Andiamo a Pordenone, l'Interporto punta in grande, nascerà una stazione elementare con l'apertura di un varco per Udine. Intanto per le aziende insediate gli affari stanno crescendo a vista d'occhio. Interporto Pordenone pensa in grande e tra i prossimi investimenti figura la realizzazione della stazione elementare con l'apertura di un varco per Udine. Ciò significa che Interporto diventerebbe la stazione più importante, scippando il primato a quella ferroviaria di Pordenone. Uno degli obiettivi più importanti che abbiamo, oltre il completamento del centro logistico con l'asta di manovra portata a 750 metri e l'inserimento di altri binari per il parcheggio dei treni, c'è la realizzazione della stazione elementare, che è un punto cruciale al momento. Dall'Interporto sulla direttrice per Udine non è consentito l'inserimento nella linea di corsa. Lavoro, richieste e sviluppo. Dopo un periodo difficile, Interporto sta conoscendo un'importante fase di risalita. C'è stato uno stop nel primo periodo del Covid, ma ha interessato un po' tutti ed è fisiologico, ma poi la ripresa è stata costante e il terminalista UPAC
ci chiede costantemente di integrare la dotazione infrastrutturale dell'Interporto, perché ci sono le richieste, c'è lavoro e c'è sviluppo. Gli studenti che si sono riuniti a Roma per gli stati generali della scuola pubblica hanno svolto un'azione di protesta contro il modello della scuola attuale, dedicando la piazza in cui hanno svolto le assemblee ai 2 studenti morti durante gli stage nello scorso mese, tra i quali Lorenzo Parelli, morto l'ultimo giorno di stage in una ditta di Lauzacco. I nomi di Lorenzo e Giuseppe, dichiarano gli studenti, si aggiungono alla lunga lista di persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, con l'aggravante che i 2 ragazzi erano studenti e non avrebbero dovuto trovarsi in azienda ma a scuola. Ciò che è successo è inaccettabile, ma il lutto non basta, continuano gli studenti. Proviamo molta rabbia, esprimiamo totale solidarietà e le condoglianze alle famiglie di Lorenzo e Giuseppe, ma non rimarremo in silenzio di fronte a tutto questo. Vogliamo una risposta pronta da parte del ministro Bianchi e l'introduzione di uno statuto delle studentesse e studenti che tuteli i reali obiettivi formativi. Le studentesse e gli studenti del Paese non staranno in silenzio, non più. Andiamo a Tavagnacco, dove è stata inaugurata la nuova piazza appena ristrutturata. Gli interventi effettuati riguardano la sistemazione e la messa in sicurezza di strade e marciapiedi. Festa a Tavagnacco per l'inaugurazione ufficiale della piazza. Bisogna festeggiare i risultati raggiunti e condividere soprattutto con i residenti di Tavagnacco, i nostri amici, questo bellissimo risultato, la ristrutturazione di questa meravigliosa piazza che valorizza ulteriormente il nostro capoluogo Tavagnacco, sul quale comunque abbiamo tutta una serie di interventi che in questo momento stiamo predisponendo. C'è stato un primo lotto che ha interessato la viabilità con la rotonda e la strada di Piazza di Prampero, con il rifacimento intero del Porfido, e un secondo lotto, un secondo intervento che ha riguardato il plateatico, che è stato attrezzato di una illuminazione adeguata per anche una questione di sicurezza oltre che estetica, e inoltre abbiamo anche provveduto a mettere in sicurezza il passaggio pedonale che oggi è illuminato e quindi permette a tutti i cittadini di essere visibili anche alle vetture. Grazie a una donazione di un terreno ad Aiello del Friuli, l'associazione di volontari Gli Amici di Poldo di San Vito al Torre realizzerà un nuovo spazio dove accogliere i gatti malati, abbandonati e con disabilità. L'associazione senza scopo di lucro Gli Amici di Poldo, che cura i gatti abbandonati e malati nella Bassa Friulana, realizzerà una nuova struttura per accogliere gli amici pelosi, grazie a una donazione di un terreno ad Aiello del Friuli. Si tratta di un'ex area adibita a... c'era un camping per cani, diciamo, un'area cani, e ci è stato regalato questo, c'è stata fatta una donazione di questo campo. E tuttora il progetto prevede di fare una recinzione di questo campo, nel quale poi metteremo delle casette e faremo delle zone diverse a seconda delle necessità dei gatti che andranno a viverci, diciamo. E poi ci sarà un'area dedicata solamente ai gatti che purtroppo devono stare chiusi per necessità di malattie, insomma, quindi gatti incidentati piuttosto che gatti comunque malati, perché è necessario tenerli in un certo contesto al sicuro, al caldo, proprio per recuperarli. E poi prevederà anche una zona che vorremmo adibirla proprio a una vendita sempre dei nostri oggettini, diciamo, per recuperare i soldini necessari proprio al mantenimento dei mici. La pagina sportiva: questa sera al Friuli arriva la Lazio e l'Udinese, che in settimana ha perso i 3 punti ottenuti a tavolino contro la Salernitana, deve mettere in campo quella voglia di riscatto di cui il tecnico Cioffi ha parlato alla vigilia. Sentiamo. È stata una settimana anomala perché ci siamo visti elevare 6 punti, 3 dico meritatamente dal Verona perché gli va reso onore, e 3 dalla giustizia sportiva, del quale non entro in merito perché non è il caso di farlo, non è mio nemmeno compito farlo, quindi con piacere rigiocheremo quella partita. Il nostro atteggiamento di squadra deve essere e vuole essere chiaro e definito, perché il DNA dell'Udinese è ben definito, la nostra identità è ben definita, un'identità fatta di atteggiamento difensivo, di solidità, al quale va aggiunto del bel gioco. Per ricordare l'ultima partita c'è stato del bel gioco,
ma non c'è stata identità che è la nostra, quindi noi non giochiamo per esercizio di stile, no? Per far vedere, ma giochiamo per portare a punti. Seguire Udinese Lazio, appuntamento questa sera con Poltronissima a partire dalle 20:30. Ed ora scendiamo di categoria con il Pordenone Calcio, coraggioso, è tornato da Reggio Calabria con una nuova sconfitta maturata nella ripresa. Il tecnico Marchetto, il vice di Tedino, ha parlato di partita decisa dagli episodi. Nel primo tempo le due squadre si sono equivalse, hanno cercato di prendersi le misure, nessuna delle due è prevalsa sull'altra. Noi abbiamo avuto però comunque l'occasione per sbloccarla e per il resto non sono stati ritmi altissimi, ovviamente anche il primo caldo, però sinceramente il primo tempo è scivolato in questa maniera qua. Il rammarico era proprio di quella grande occasione che abbiamo avuto con Candellone che poteva magari portarci al riposo su 1-0. Secondo tempo invece siamo entrati col piglio giusto, abbiamo preso in mano le redini della partita, abbiamo tenuto palla parecchio, abbiamo cercato di sfondare con delle superiorità, ci siamo anche riusciti spesso e volentieri, abbiamo creato 4-5 situazioni dove probabilmente con un po' più di lucidità, di cattiveria nel voler metterla dentro potevamo sbloccarla noi. Poi è normale che quando fai mezzo errore, che purtroppo noi in questo periodo paghiamo sempre a caro prezzo, è successo anche così, l'1-0 un po' ti ha tagliato le gambe. Al di là di quello i numeri però non mentono, quindi ripeto siamo ultimi in classifica, facciamo fatica a far gol, però oggi la squadra, se devo trovare qualcosa di positivo, è che ha avuto personalità di venire a Reggio Calabria e quando ne è stata la possibilità di far partita. Ed ora lo sci con emozioni, competizione e divertimento, il tutto nell'atmosfera magica della versione notturna. È Lussarissimo, tornato a Tarvisio dopo 4 anni di assenza, con ben 164 sciatori in gara e migliori tempi assoluti con Elisa Andreasic di Trieste Sci Club 70, Andrea Lepre della Cimenti Sci Carnia. Tanti i riconoscimenti assegnati, come quello alla Scuola Internazionale di Sci di Tarvisio, che si è aggiudicato l'ambito premio per il maggior numero di partecipanti. Volano alte le farfalle dell'Associazione Sportiva Udinese che nella prima prova del massimo campionato di serie si sono guadagnate un bellissimo 4° posto nella classifica generale con 108.700 punti, piazzandosi dietro Raffaello Motto Viareggio, Fabriano San Giorgio Desio. In pedana al Palazzetto degli Sport di Cuneo sono scese Tara Dragas al cerchio, Isabel Tavano alla palla, entrambe junior, e Elena Perissinotto alle clavette al suo debutto in A1. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritorna alle 19 in diretta, buona giornata.